vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Un cordiale buon pomeriggio gentili telespettatori e benvenuti allo Stadio dei Pini di Colle Vecchio per questa partita valevole per il campionato di Serie C2 regionale di calcio 5 tra Stimigliano 1969 e Tevere Remo. Riceve, prova ancora in mezzo per un compagno, arriva però l'intercetto da parte di Castroni, poi perde la palla, la conclusione e il primo tiro della partita fuori, pericolo portato dallo Stimigliano alla porta della Tevere Remo. Pericolo portato dallo Stimigliano alla porta degli ospiti. Milani col destro verso Castroni, tre quarti campo Castroni, tiro col sinistro, conclusione sul fondo. 4 della Tevere Remo. E calcio d'angolo ancora sulla sinistra di Tommaso, tiro, respinta del portiere, palla che rimane lì, poi contropiede della Tevere Remo con Antonica che viene anticipato e ricontropiede dall'altra parte con il pallone verso ancora Bartolucci che viene fermato dal portiere, grande intervento. Tutta la difesa avversaria, quindi preferisce ricominciare dalla difesa, Castrone larga per Masci, tiro e il pallone viene lisciato davanti alla porta dalla numero 24 Cerasaro che manca il tapin vincente. Saro che gioca ora da pivot sulla destra, addirittura vicino alla bandierina del calcio d'angolo, deve girarsi, perde la palla, recupera ancora Antonica che dalla distanza spara e miracoloso intervento di Nesta che mette la palla in calcio d'angolo. Che però è stato deviato e anticipato. Ancora all'indietro, Pagani col sinistro può tirare, si accetta, si porta la palla sul destro, tira e grande parata ancora di Lucarelli. Bartolucci verso di Tommaso col sinistro ancora per Bartolucci, entra in area, mette in mezzo il tapin vincente sotto porta sbagliato da Ferraioli. Con questo cross la destra che prova l'intercettato, contropiede dello Stimigliano con la conclusione della respinta del portiere, quindi calcio là in mezzo con Masci che viene anticipato, attenzione a questo contropiede con il pallone verso di Tommaso che pesca dall'altra parte, Urbanetti controlla e col pallonetto supera il portiere, gol in contropiede dello Stimigliano con Antonetti, 1-0 per la squadra di casa. 4 di Tommaso sulla destra, si porta il pallone sul sinistro, tiro, respinto da parte del portiere, ancora una conclusione dalla distanza, stavolta alta. Calcio d'angolo sulla sinistra, attenzione a questa conclusione dalla distanza, grande respinta da parte del portiere, ottima opportunità per Bartolucci. Antonica recupera la palla a centrocampo per Gazzellone, tiro, respinta di Nesta che salva il risultato, calcio d'angolo. Centrocampo, Guancioli pescato in mezzo all'aria, perde però la palla, attenzione perché il portiere è fuori dai pali con Bartolucci che riparte in contropiede, conclusione, palo, grande occasione per lo Stimigliano. La squadra ospite, Guancioli sulla destra, può centrarsi con il suo piede preferito, scarica per Castroni, conclusione e arriva il pareggio dopo un fraseggio prolungato, lo Tevere Remo a 3 minuti dalla fine pareggia con Claudio Castroni. Recupera Guancioli verso De Matteis davanti alla porta e scavalca il portiere con un cucchiaio. De Matteis, rimonta completata per la Tevere Remo che a 1 minuto dalla fine si porta in vantaggio per 2-1 sullo Stimigliano. Anzi, l'arbitro fischia qui, la Tevere Remo espugna lo Stadio dei Pini di Colle Vecchio, batte 2-1 e rimonta lo Stimigliano grazie ai gol di Castroni e De Matteis.